Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Catania, fermate 2 donne ritenute responsabili dell'aggressione nei confronti di una 26enne rimasta gravemente stonata al culmine di una lite tra 2 famiglie in via Capuana. Tutto sarebbe nato da un fidanzatino conteso. Caldo e destagionalizzazione, occasione mancata in Sicilia, alle porte di ottobre, temperature estive e spiagge ancora piene, ma le strutture sono costrette a chiudere. La strada dell'Eternit, a pochi passi dall'aeroporto di Catania, 1 chilometro di discarica a cielo aperto. Dopo il G7 oggi chiude anche l'Expo Divinazione di Ortigia, boom di presenze tra gli stand delle eccellenze dell'agroalimentare e della pesca italiana. A Messina, 6ª edizione del Festival degli Aquiloni a Capo Peloro, sotto il pilone centinaia di famiglie riunite per colorare il cielo dello stretto. Alla Villa Bellini di Catania, oltre 8.000 spettatori per il concerto tributo a Franco Battiato. Sul palco, tra gli altri, Arisa, Rafael Gualazzi, Colapesce Di Martino, nella serata presentata da Serena Autieri. Calcio, Catania all'assalto della capolista Monopoli per tornare a vincere. Gioca in casa anche il Trapani che riceve la Turris. Campani imbattuti da 4 turni. Domani toccherà al Palermo, ospite del Sud Tirol. Buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Ci sono 2 fermi per la rissa tra famiglie avvenuta a Catania, culminata con il ferimento di una 26enne a cui è stato dato fuoco per strada. 2 donne sono accusate di tentato omicidio. La spedizione punitiva nata per un fidanzatino conteso tra 2 dodicenni. Il servizio di Emanuela Corsi. Sono 2 le donne ritenute responsabili dell'aggressione della 26enne ustionata in via Capuana al culmine di una rissa tra 2 famiglie. È l'esito delle indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo etneo che ha fermato le 2 catanesi con l'accusa di tentato omicidio. Non sono state delle indagini facili, come non sono mai delle indagini facili in determinati contesti, ma grazie alle altissime qualità professionali dei nostri investigatori siamo riusciti ad arrivare a capo a questa vicenda. Queste vicende così tristi sono il risultato di una educazione assolutamente insufficiente che questi ragazzi ricevono sin dalla più tenera età, ma è prima che si deve intervenire. Al centro dell'aggressione avvenuta giovedì pomeriggio c'è proprio una lite nata tra 2 dodicenni che si contendevano un fidanzatino. Una lite salita di tono con insulti tra le 2 minorenni che sono cresciuti di livello fino a diventare delle vere e proprie minacce. Poi la volontà di un confronto non solo telefonico che è degenerato in una vera e propria faida tra le famiglie, entrambe vicine agli ambienti criminali di Catania. All'appuntamento chiarificatore sotto casa di una delle minorenni, una delle 2 donne fermate ha gettato della benzina addosso alla 26enne che per caso si trovava dai parenti e che forse aveva tentato di smorzare i toni. La giovane ha riportato ustioni sul 20% del corpo, in particolare al volto, al collo, alle braccia e al torace. Nel tentativo di soccorrere la vittima, una familiare si è ustionata ad un braccio. La vittima è ancora ricoverata all'ospedale Cannizzaro in terapia intensiva. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri responsabili. In Sicilia l'estate è sempre infinita, siamo quasi alle porte di ottobre e le spiagge sono ancora piene. Si parla sempre di posticipare la chiusura, di destagionalizzazione, ma per gli stabilimenti balneari i costi sarebbero troppo alti. Il servizio di Francesco Aloi. Siamo quasi a ottobre o a giugno? Quasi a ottobre. Però C'è un sole fantastico. Fenomenale. L'estate è finita da qualche giorno, ma soltanto sul calendario. In Sicilia la bella stagione non va mai in vacanza. Lei ha appena fatto il bagno, l'acqua? L'acqua caldissima, rinfrescante, tutto a posto. Ancora sempre possiamo continuare ad andare a mare. Qui siamo a Siracusa, a 2 passi da Ortigia. Io ogni anno, anche a novembre vengo se il tempo è buono.
Dal mare alle vie del centro sembra di essere in estate, al nord in felpa, al sud in pantaloncini e canottiera. Qualcuno vorrebbe che gli stabilimenti balneari allungassero il periodo di apertura, ma i costi sarebbero troppo alti. Una struttura balneare ha dei costi decisamente alti e si mantengono per tutta la settimana, non si limitano solo ai weekend, nei quali a volte il cattivo tempo impedisce all'utenza di godere dei servizi offerti dalle strutture. Da domani ancora alta pressione e temperature che entro metà settimana dovrebbero raggiungere i 30 gradi. Adesso torniamo a Catania per mostrarvi una scena di degrado a ridosso dell'aeroporto Fontanarossa, un tratto al buio della strada provinciale 53 trasformato in una pattumiera a cielo aperto. Il servizio di Tonino De Mana. Lo avevamo denunciato a giugno ed avevamo girato la segnalazione al sindaco Trantino, ospite studio, mostrando le condizioni di degrado ai margini della SP53, in questo caso di pertinenza della città metropolitana di Catania. Cambiano gli enti, non la sostanza, con la via San Giuseppe l'Arena ridotta ad una pattumiera a cielo aperto. Da queste parti, senza controlli e senza illuminazione, fermarsi e scaricare rifiuti è un gioco da ragazzi, tanto nessuno mai verrà sanzionato. Così, oltre agli immancabili sacchetti della spazzatura, in questo lembo di strada a ridosso dell'aeroporto si trovano scarti edili, pneumatici, poltrone, divani di varie colorazioni ed Eternit che disperde nell'aria le temute fibre d'amianto altamente cancerogene. Sono tanti i messaggi arrivati alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005, immagini mortificanti per disperate richieste di intervento che ci hanno indotto a tornare per sollecitare un'azione concreta degli organi competenti. Per dovere di cronaca, nei mesi scorsi è stata effettuata una maxi operazione di bonifica, resa vana però dai soliti incivili che in pochi giorni hanno riversato altre tonnellate di rifiuti. I cartelli suonano come una beffa perché le telecamere di fatto non ci sono e il buio è fedele alleato di zozzoni e svuotacantine che arrivano, scaricano e se ne vanno. E la mancanza di illuminazione rappresenta un serio pericolo agli incroci, come denunciano da mesi i nostri telespettatori. Cioè, ditemi voi se qui si capisce che c'è un incrocio. Pazzesco. Intervenire è d'obbligo prima che ci scappi il morto. Sono proseguiti anche ieri sera e nella notte i servizi straordinari di controllo del territorio lungo le strade del centro storico di Palermo, volti a contrastare l'abusivismo commerciale e gli illeciti legati alla malamovida nell'ambito dell'operazione interforze Alto Impatto. I controlli hanno riguardato 11 esercizi commerciali, 7 dei quali con numerose e gravi irregolarità che hanno comportato sanzioni per oltre 38.500 euro, riscontrati deors ampliati abusivamente, intrattenimento musicale non a norma, mancanze di certificazioni necessarie. Identificate poi 532 persone, tra cui 61 con precedenti penali, controllati 30 veicoli, elevate 17 contravvenzioni per oltre 7.500 euro e nel frattempo è stato effettuato un sequestro e un fermo amministrativo. Notte di incendi, alcuni dei quali nei quartieri di Palermo, dove i residenti hanno appiccato fuoco alla spazzatura che non è stata raccolta, i cassonetti si sono riempiti con l'immondizia anche fuori dai contenitori. E adesso andiamo ad Ortigia, dove c'è area di smobilitazione nei padiglioni di Expo, dopo oltre una settimana ricca di manifestazioni e degustazioni nell'ambito delle iniziative del G7. Oltre 350.000 le presenze, soddisfatti gli organizzatori. Emanuela Corsi. 200 stand, 600 espositori e oltre 350.000 visitatori. A Siracusa si tracciano i primi bilanci dopo una settimana intensa di manifestazioni e degustazioni nell'ambito del G7 Agricoltura che si è appena concluso. Nei padiglioni dell'Expo oggi c'è area di smobilitazione, ma i turisti continuano a girare tra i vari padiglioni e a gustare i prodotti dell'agricoltura, apprezzando nell'area della Sicilia le eccellenze della nostra terra come i pomodori di Pachino, i formaggi ragusani e i vini dell'Etna. Nello stand della Sicilia in Piazza Duomo, foto e selfie con gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che hanno garantito la sicurezza durante lo svolgimento dell'evento. A conclusione del G7, ieri il ministro Lollobrigida si è intrattenuto per alcuni minuti nello stand siciliano, complimentandosi con espositori e imprenditori che hanno mostrato e raccontato l'eccellenza delle produzioni siciliane alle migliaia di visitatori. Abbiamo lavorato in questi giorni per far comprendere che cos'è l'Italia.
e non lo puoi far comprendere a chiacchiere. Dovevamo mettere su questo, perché girando per le nostre piazze, per le nostre città, vedendo i nostri prodotti... Un dato molto positivo, commentano gli organizzatori, che dimostra come la scelta di Ortigia e Siracusa sia stata vincente. La polizia celebra San Michele Arcangelo, suo santo patrono, a Catania, messa solenne presieduta dall'arcivescovo Luigi Renna, poi la consegna di attestati al personale e stand espositivi in piazza Manganelli. Servizio di Tonino De Mana. La Santa Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo ai Minoriti, un momento di aggregazione al Teatro San Giorgi e il Family Day. Anche quest'anno la polizia ha celebrato San Michele Arcangelo, suo santo patrono. A Catania le celebrazioni sono iniziate con la messa solenne presieduta dall'arcivescovo Monsignor Luigi Renna alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose. In prima fila il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ed il questore Giuseppe Bellassai. La funzione religiosa è stata animata dal coro dell'Associazione Nazionale della Polizia. Nel corso della manifestazione il questore ha consegnato riconoscimenti al personale in servizio che si è distinto in brillanti operazioni di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico. Consegnate anche medaglie di commiato al personale, recentemente collocate in quiescenza. Tanti cittadini e turisti sono stati attratti dai poliziotti a cavallo, oggetto di foto e attenzioni in via Etnea. In piazza Manganelli sono stati allestiti stand espositivi con attrezzature e strumentazioni del nucleo artificieri e della polizia scientifica. Immancabile l'unità cinofila, vanto della Polizia di Stato. A Messina, sesta edizione del Festival degli Aquiloni a Capopeloro, sotto il pilone centinaia di famiglie riunite per colorare il cielo dello stretto. Vediamo queste belle immagini con Francesco Triolo. 2 giorni di vento e divertimento, la sesta edizione del Festival degli Aquiloni a Messina, nello splendido scenario di Capopeloro, proprio sotto il pilone, ha coinvolto tutti, bambini ed adulti, per 2 giorni all'insegna dello stare insieme. Tante le famiglie che hanno partecipato tirando i figli degli aquiloni ed unendosi ai circa 50 aquilonisti professionisti arrivati da tutta Italia e quest'anno anche dall'estero, da Malta, nonostante le nuvole, una parentesi piovosa. Ieri sera anche l'emozione del volo notturno proprio degli aquilonisti professionisti. Arrivano da Foligno, Trento, Bologna, ma anche dalla Sicilia, da San Vito Lo Capo, Palermo, Catania. Sono arrivati per colorare il cielo dello stretto. Ancora una volta la partecipazione a questo evento totalmente no profit, organizzato dalla Proloco di Capopeloro, è stato da grandi numeri, con tante proposte e con la partecipazione ai laboratori di aquiloni dedicati ai più piccoli, un'attenzione in più proprio per i piccolini, un successo che testimonia come questa edizione può veramente diventare il prologo per far per realizzare a Messina un evento più grande che coinvolga tutta la costa e che faccia diventare la città dello stretto, la città del vento. E adesso la musica, oltre 8.000 spettatori ieri sera hanno riempito gli spazi della Villa Bellini di Catania per il concerto tributo al maestro Franco Battiato. Sul palco si sono alternati nomi come Arisa, Raffaele Gualazzi, Colapesce e Di Martino, Chiara Galiazzo. La serata è stata condotta da Serena Autieri. Ci racconta tutto Eva Spampinato. La Villa Bellini di Catania ieri sera si è trasformata in un centro di gravità permanente, con l'omaggio a Franco Battiato da parte di 5 grandi artisti del panorama nazionale. Permanente ma anche dinamico, no? Niente di più di quello che un musicista possa chiedere, insomma, contaminarsi proprio nella conoscenza di questo maestro e di tutta la bellissima musica, le bellissime canzoni che ha lasciato. Le voci di Arisa, Colapesce Di Martino, Raffaele Gualazzi, Chiara Galiazzo hanno interpretato i più grandi successi del maestro siciliano che ha consegnato al mondo un testamento poetico universale. Una musica immortale, esattamente. Un repertorio eterno ormai quello di Battiato, si adatta sempre, non passa mai di moda. È il più internazionale degli artisti siciliani. L'evento era gratuito e il pubblico ha risposto numeroso. Oltre 8.000 persone hanno riempito gli spazi della Villa Bellini in modo ordinato e composto per seguire la serata condotta da Serena Auteri. Ricordo personale sono i pizzoccheri nella cucina di casa sua. Non abbiamo mai parlato di musica, mi ha detto di non chiamarlo maestro.
e mi ha fatto una serie di battute che mi hanno fatto molto ridere, devo dire. Era poco maestro e più uomo, ecco. Una cosa che si dice poco di Battiato era la sua grande ironia, e invece è un'ironia molto acuta e tagliente. Un umorismo intelligente, una grande voglia di vivere e di intrattenere sempre. Poi la sua grande musica, vabbè, quella è una cosa incredibile, sia per suggestioni e sia per grande cultura anche religiosa, spirituale, un grande, proprio un grande. Straordinaria e intramontabile la musica di Franco Battiato. Adesso cambiamo argomento, dalla 60ª Biennale di Venezia a Scicli, per la prima volta in Sicilia, le opere dell'artista che lavora con i materiali Giorgio Tentolini nella personale L'ombra della luce. Veronica Barbarino. La luce è simbolo delle influenze che si sono susseguite nella nostra isola, mentre l'ombra rappresenta la storia, la memoria stratificata, i ricordi e le tracce del passato. Un viaggio lungo questa dualità nelle opere di Giorgio Tentolini, nella personale L'ombra della luce, in mostra per la prima volta in Sicilia. Dalla 60ª Biennale di Venezia alla Galleria d'Arte Quam a Scicli, per raccontare e rappresentare attraverso la lavorazione della rete, simbolo di gabbia e interconnessione, i canoni estetici nel passato e nel presente. C'è nulla che più della Sicilia che può rappresentare la fusione di linguaggi, la fusione di culture e come queste si vanno a mescolare assieme. L'intelligenza artificiale l'ho messa in dialogo con la statuaria classica perché i greci, per rappresentare la bellezza, non facevano il ritratto di una sola persona, ma andavano a prendere dettagli di più visi, li andavano a unire assieme e ricreavano quindi la bellezza ideale. La stessa operazione la fa l'intelligenza artificiale. Questi non sono ritratti di persone reali, ma sono la somma di tantissimi visi presi dallo sterminato database del web. Le opere di Tentolini, esposte fino al 26 ottobre, riflettono quindi la mescolanza di culture, generando un'estetica che abbraccia una visione intrecciata capace di unire elementi eterogenei in un'unica visione armoniosa. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo per parlare di calcio con tutte le siciliane. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, del calcio, il Catania. Cominciamo con i rossazzurri, questa sera in campo alle 20:45 contro la capolista Monopoli allo stadio Angelo Massimino Toscano. Il tecnico, presentando la gara, ha chiesto una sterzata ai suoi giocatori per tornare a vincere. Francesco Triolo. Ambizioni da alimentare, mettendo in campo quella sostanza che sinora si è vista a sprazzi. Il Catania, al secondo impegno consecutivo in casa, vuole riscattare la mezza delusione del pari di mercoledì contro il Cerignola. Solo 5 punti raccolti finora dal Catania al Massimino in 3 partite, dove manca il gol dallo scorso 2 settembre. Occorre quindi dare una svolta al rendimento tra le mura di casa, contro una squadra, il Monopoli, che arriva con la difesa meno battuta del girone, da capolista e sulle ali dell'entusiasmo grazie ai 13 punti ottenuti nelle prime 6 giornate. È una squadra che in questo momento i numeri dicono che riesce a capitalizzare quelle occasioni che crea in modo al 100%. È una squadra molto equilibrata e compatta che concede poco. Ma la cosa più importante è quello che riguarda noi, l'atteggiamento che dovrà avere in campo, l'ambizione di voler vincere la partita, il coraggio e l'intensità e il ritmo che devi dare alla partita. Gli etnei devono fare i conti con le assenze di Beders, Gherardi, Sturaro, Di Tacchio, De Rosa e Popovic, ma come sottolineato dal Toscano presentando il match, a prescindere dalle assenze tutti devono dare qualcosa in più. I ragazzi, a prescindere dagli errori che in questo momento ci possono stare e su cui devi lavorare ogni giorno, il livello lo stanno mantenendo alto, basta poco per andare oltre e superare quel livello delle altre squadre, ma a prescindere dalle assenze, dalla condizione, io dico che devi dare sempre il meglio. Tu oggi sei al 60%, devi dare il meglio del 60%, sei all'80%, devi dare il meglio dell'80%. Poi se lavori di squadra con lo spirito che c'è in questa squadra,
con le qualità che ci sono in questa squadra, puoi sopperire a tutto. Sulla formazione il tecnico dovrebbe far giocare la linea a 3 composta da Castellini, Di Gennaro e Celli, Guglielmotti e Anastasio esterni, Guaini e Verne in mezzo al campo, Luperini a supporto di D'Andrea ed Inglese, ma c'è anche l'ipotesi di un impiego dal primo minuto di Lunetta. Calcio inizia alle 20:45, naturalmente su Telecolor, appuntamento con diretta stadio, live dal Massimino per raccontarvi la gara e il post partita, con le interviste a caldo dei protagonisti. Dopo la manita di Potenza, il Trapani va all'assalto della Turris, Aronica punta su Facundo, Lescano e Campani invece imbattuti da 4 turni. Franco Cammarasana. Granata oggi alle 18:30 al Provinciale per dare un seguito alla manita rifilata mercoledì al Potenza. Adesso che il suo reparto avanzato sembra aver trovato finalmente vivacità e concretezza, il Trapani deve fare però i conti con una Turris il cui muro difensivo, dopo aver balbettato nelle prime partite di campionato, sembra aver trovato quella solidità che le ha consentito di non subire gol nelle ultime 4 partite, con la squadra campana in serie utile da 4 turni. Ad una Turris schierata col 3-4-2-1 dal tecnico Mirko Conte, il Trapani opporrà il 4-3-3 scelto da Sasà Aronica nell'ultima partita, che diventa un 4-4-2 in fase di non possesso. Rispetto a Potenza, dove il tecnico Granata ha attuato un po' di turnover, facile attendersi anche oggi delle novità per quanto riguarda gli interpreti. Quasi certo il rientro al centro dell'attacco di Facundo Lescano, ritemperato psicologicamente dalla doppietta realizzata mercoledì, ma anche negli altri reparti non sono da escludere delle variazioni per dare spazio ad altri giocatori che scalpitano in panchina. Vigilia di campionato per il Palermo che domani sfiderà fuori casa il Sud Tirol, rosanero che vogliono cancellare la brutta figura del Maradona contro il Napoli in Coppa Italia. Marco Gullà. Testa al Sud Tirol e dimenticare Napoli, il Palermo si concentra verso la sfida di domani a Bolzano delle 19:30, una partita che rappresenta un nuovo esame di maturità per la squadra rosanero strapazzata dal Napoli in Coppa Italia giovedì scorso. Dionisi chiede ai suoi una prova gagliarda, di cuore, di testa. Andare oltre un episodio e... Già nell'ultima partita ci sono stati, ma come è normale che sia, solo che si tende più a soffermarsi sugli episodi negativi e meno su quelli positivi, perché è la natura umana questa e fa parte anche quindi di tutte le squadre e noi dobbiamo andarci sopra. Poi sappiamo che dentro la partita può succedere di tutto, ma non possiamo farci spostare dagli eventi, dobbiamo incidere sugli eventi, ripeto, dando più continuità possibile. E la continuità passa proprio dal match di domani. Rosanero, che non possono permettersi ulteriori passi falsi, tornano tutti i titolari in porta de planche, così come Diachité a destra. Sulla sinistra potrebbe essere confermato Lund, mentre accanto a Nicolau c'è un ballottaggio aperto tra Ceccaroni, Lucioni e Banica. A centrocampo sono sicuri del posto Segre e Gomez, mentre il dubbio riguarda il posto da mezzala a sinistra. Ranocchia va verso la conferma dal primo minuto, nonostante il corposo impiego a Napoli. Saric e Vasic non danno garanzie. In attacco Dionisi deve scegliere tra Henry e Brunori, col francese in vantaggio nel ballottaggio. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 20. Grazie, buon proseguimento di domenica a tutti.